pronti a essere presentati ovviamente davanti al proprio pubblico in un Palaradi completamente Ebouà, come Piccoli, come Lacey e come Davide De Negri, ben 5 giocatori confermati. Siamo pronti per la gara che va a chiudere il sesto turno del campionato di Serie A. Il pallone preda di Isaiah Cordinier, raddoppio quasi in automatico sul georgiano che riapre per Dobric fino in fondo. Keikok sotto le planche a realizzare con il fallo, questa volta è arrivato il canestro e fallo. In un'altra occasione Cordinier ha sbagliato da vicino, ma Zegarowski non riesce a toccare il primo pallone della sua partita. Allora Golden si mette in proprio e il pivot della Vanoli appena entrato, eccolo qui, University, il giro su Keikok e il canestro e fallo del pivot con il numero 30 Piccoli contro Bellinelli, va fino in fondo, l'esterno del classe 1995, tanto spazio per lui in angolo da 3 punti, esplode il Palaradi, aperto così. Questa invece la tripla di Matteo Piccoli in post per Golden in avvicinamento contro Minchi, il corpaccione di Grant Golden, che canestro che torna a dare serenità all'attacco, doppio blocco Zanotti Edren, poi Keikok su Zegarowski da 8 metri, la tripla di Marco Zegarowski. Si sblocca nel miglior modo possibile la Vanoli in questa ripresa con la bomba del più 10, poi l'americano ruba palla a Shengelia, va fino in fondo ad appoggiare con il fallo, va ad accoppiarsi, anzi no, è zona questa per Cremona, in qualche modo il recupero di Edren contro Smith, il canestro e il fallo. Classico Davide contro Golia che sta venendo fuori, ma tocco Shengelia non ci sta. Poi la chiamata di pick and roll con Adrien che si apre per il pop-up da 3 punti vincente, riesce tutto questa sera. Poi il tempo è Ebouà, accetta il cambio difensivo, Smith si butta dentro, muro di Piccoli che recupera il pallone, 7 secondi per andare al tiro, corre Pecchia, ancora Piccoli nell'angolo per McCallog che si alza da 3 punti ed esplode il Palaradi. Zegarowski 8 secondi per andare al tiro contro Shengelia, lo lascia sul posto, Golden non sbaglia una seconda volta, realizza Grant Golden. 6 secondi per andare al tiro, Paiola contro Pecchia, lo lascia sul posto, il tiro di Paiola, la tripla di Alessandro Paiola. Va a lavorare con Zegarowski, vuole l'1 contro Abbas, si alza, stoppata di Abbas, Zanotti la tiene ma non controlla, deve correre in contropiede della Virtus con Abi Abbas, Cavina non ci vuole pensare, punteggio palindromo qui al Palaradi, 75-57 per la formazione di casa che però viene infilata da Jalen Smith in penetrazione contro Zegarowski, arriva di nuovo il blocco di Keikok, Ebouà se ne va a far riprendere Keikok, il canestro del numero 15 della Virtus e attacca con Abbas, Bellinelli in ritmo da 3 punti, se la sente, arriva la tripla di Marco Bellinelli. 10 sono i punti che dividono le due formazioni, 5:50 da giocare, Golden butta via il pallone, lo intercetta Keikok che va da Abbas, si alza anche lui da 3, nuovo time out Cavina, gli ultimi forse della partita. Nathan Adrien per Golden sotto canestro con il fallo, primo assist per lui, ma in realtà sta facendo una partita superlativa. Difficoltà nel rimettere la palla in campo, poi per Lacey da 3 la chiude con la bomba dall'angolo, una Vanoli Cremona che con questi liberi di De Negri tocca quota 91, ossia la sua media punti che ne fa il miglior attacco del campionato. Ancora una volta sono 91, non c'è più fallo, la Vanoli Cremona prende lo scalpo della Virtus Bologna che rimane in testa alla classifica ma divide la testa con Venezia e Brescia.